Allora, fondamentale appunto, come diceva il segretario, è riprendere questo dialogo, cercare di arrivare a delle strutturazioni importanti per i cittadini, farlo anche prima possibile sarebbe meglio, perché altrimenti dopo i nodi vengono al pettine, no? Semplicizzando al massimo. Dal punto di vista operativo, che cosa ravvisate voi per rendere tutto più semplice possibile, sia con un occhio a chi lavora nel settore, perché giustamente noi quando parliamo di questo non ci dimentichiamo gli operatori del settore, che so che molte volte ci ascoltano e si sentono così, magari messi come delle pedine che vengono spostate da una parte all'altra, in realtà con tutta l'attenzione dovuta a chi opera nel settore, il rispetto di orari, carichi di lavoro che sono anche molto rilevanti in certi casi, però anche tenendo conto a quelle che sono le fasce deboli, e le fasce deboli sono sempre più ampie di cittadini, questo è un altro aspetto, un altro problema. Sì, se devo sintetizzare proprio operativamente, io penso che ehm, gli strumenti perché i servizi perché il cittadino possa avere accesso ai servizi con una fascia oraria più ampia, ci sono tutti. E adesso io insomma parlo più con una visione pensando al cittadino, perché però sono uscita ieri, insomma ero una dipendente fino a ieri, e credo che rispettando insomma, le norme contrattuali, rispettando anche lì la contrattazione che deve essere fatta rispetto agli orari di lavoro, ma ritengo insomma, che i dipendenti delle nostre, in particolare della sanità, ma non solo, insomma, delle nostre amministrazioni, sono anche assolutamente concordi in questo. Insomma, se i servizi vengono... Certo, ripeto, i servizi devono avere un'accessibilità, essere più vicini al cittadino, quindi un'espansione territoriale il più possibile e una fascia oraria, anche questa naturalmente. Per questo prima insistevo nel dire servizi aperti H12, H24, per poi arrivare, vabbè, stavamo parlando delle problematiche domiciliari, va bene, e lì è tutto un altro settore, ma gli strumenti ci sono. E assolutamente devono essere messi in atto e si deve proseguire su questa strada. Giustamente diceva il segretario, il sindacato non si può sostituire, assolutamente, però certamente abbiamo un ruolo importantissimo quali interlocutori, insomma, ecco. Certo. E quindi assolutamente noi chiediamo l'apertura di tutti i tavoli, ovviamente, a livello provinciale, per ogni singola, però e soprattutto a livello regionale, perché continuiamo a dire il piano, che ripeto, è un piano socio-sanitario. Infatti questo vuole toccare anche l'aspetto Bisogna socio. insistere su questa questione, socio-sanitario. E quindi tutta la parte del sociale c'è lì dentro, anche se non sufficientemente sviluppata e non come la vorremmo noi, insomma, ecco. E poi per alcune problematiche che ci sono state di confronto con la Regione, in particolare nell'ambito sociale. Operativamente quello è un percorso che va assolutamente riaperto. Perché, ecco, ma questa difficoltà che è stata rimarcata più e più volte, in più occasioni, chiedo a lei, ma chiedo a entrambi, è dovuto a che cosa? Adesso poi è cambiato anche assessore, no? Quindi se non ero alla figura di... perché ovviamente è anche una questione, a volte può essere personale, oppure delle direttive che sono state prese, una posizione regionale, istituzionale, generale. Che cosa impedisce? Perché quello tante volte si chiedono i cittadini, Guarda, che si sentono impotenti e assistono a certe... allora, qui c'è un tema che tra l'altro è di attualità anche a livello nazionale. Insomma. Noi pensiamo che nel rispetto dei ruoli, perché se qualcuno scambia il ruolo del sindacato come il ruolo del gestore, molte volte siamo individuati poi anche dai cittadini, no? Cioè, noi veniamo accusati, fra virgolette, di delle cose più incredibili, come fossimo noi i gestori. Va precisato che noi siamo un sindacato e quindi che rivendichiamo, diciamo, un ruolo specifico di... noi compete contrattare, soprattutto in questi settori molto delicati che riguardano la vita delle persone,
gli aspetti, diciamo, che poi nella contrattazione rispetto al personale c'è la categoria, ci sono le categorie, eccetera. Diciamo che il tema è che molte volte il ruolo del sindacato viene visto come un ruolo di disturbo al manovratore, ecco, diciamo così, no? Cioè di chi pensa di avere la delega a decidere su tutto contro o in assenza di una contrattazione, che per quanto ci riguarda su questi aspetti qua è una contrattazione territoriale, cioè una contrattazione che deve partire dai bisogni del territorio, dei cittadini nella loro generalità, non solo i cittadini lavoratori dipendenti, ma anche di tutti i soggetti. Diciamo che in questa regione per un certo periodo si è coltivata l'idea, che purtroppo vedo che si estende anche, che invece questa contrattazione è inutile, non serve, è solo un appesantimento. Poi abbiamo visto a cosa ha portato, anche a cose molto gravi, Certo. parlavamo prima di moralità. No, cioè per quando tu non hai, quando tu chiedi di non disturbare il manovratore può fare anche, diciamo, questioni. Adesso qui il discorso ci porterebbe lontano, però noi non demordiamo, voglio dire, noi pensiamo che nella nostra, che i tavoli che pure formalmente ci sono, devono diventare operativi, devono portare a dei risultati veri, non dei risultati formali. Perché a me non interessa avere una legge bella, bisogna avere una legge bella e che funzioni e che abbia, come dire, una ricaduta operativa, perché dire che abbiamo il servizio a mezzanotte, adesso per dire che questo è stato un tema, e poi non trovare gli strumenti per rendere efficace, esigibile questa roba qua, non serve, non è che ha grande valore, oppure dire che in una realtà specifica ho questo servizio, tal servizio, quando poi non è estendibile a tutto il sistema, perché magari non gli dai le risorse economiche per poterlo realizzare. Perché adesso i medici di famiglia avranno tutte le loro ragioni, ma a me sembra che lì c'è un'altra incompiuta, per esempio, no? Cioè, perché poi il cittadino a chi si rivolge? Esatto. Io vedo anche, lo vediamo tutti nelle nostre esperienze personali, le difficoltà che abbiamo poi a trovare risposte a dei bisogni. E dove vai? Come diceva la Ivana prima, in tasi, pronto soccorso, i pronto soccorso che sono diventati delle cose, del ricettacolo di tutte le questioni, perché poi tu metti i ticket, cioè scarichi i costi economici, li scarichi sul cittadino. Diciamo che il tema è un tema molto complicato. Diciamo che noi vogliamo, proprio nella nostra specificità di sindacato dei pensionati, aprire e riprendere il filo di un discorso, perché pensiamo che le persone che pensiamo di rappresentare sono proprio i soggetti più deboli in questo contesto, che hanno meno strumenti per difendersi, perché magari chi ha più reddito, eccetera, può accedere anche a servizi a pagamento. E quindi diciamo che questa invece persone che rappresentiamo rischiano, in molti casi questo avviene, essere lasciati da soli in situazioni di particolare complessità. Ecco perché noi pensiamo che uno dei nostri guide, dei nostri driver nell'azione prossima è una forte presenza nella contrattazione sociosanitaria con i vari livelli preposti. Ricordiamoci che il sindaco ha dei compiti specifici su questo. Ecco, volevo farti chiedere, ma il sindaco ha dei ruoli, ha delle competenze? Certo, è lui cioè a lui compete. Adesso la Ivana magari è più precisa di me, ma al sindaco compete una responsabilità precisa nel comparto sanitario, sociosanitario in modo particolare. Adesso per esempio l'attività sociosanitaria, la parte sociale, noi in Veneto abbiamo esperienze plurime, alcuni comuni si sono associati, hanno delegato all'USL i servizi sociali, quindi c'è una razionalizzazione, un utilizzo più efficace, altri invece hanno conservato in proprio questa attività, quindi
con la presenza magari polverizzata sul territorio dove non hanno le risorse materialmente, perché un sindaco che ha l'assistente sociale eccetera ha difficoltà No, poi ma è verissimo, a organizzare. Quindi diciamo che la contrattazione dovrebbe servire anche per spingere in una direzione. Ricordo che per esempio noi come sindacato dei pensionati spingiamo perché ci sia l'aggregazione dei comuni almeno sui servizi, perché così si possono dare prestazioni ai cittadini più efficaci. Assolutamente. Siamo in chiusura, una battuta, signora Fogo, la dico un po' così, una battuta di chiusura, perché siamo arrivati al termine. Io penso che concordo, questa è la strada da seguire, assolutamente. Un confronto molto stretto con dei risultati. Ci sono delle aperture, secondo lei? Ci possono essere aperture? Possono dare speranza ai cittadini? Allora, lo verificheremo. Esatto, li riaggiorniamo, dai, li riaggiorniamo. Dai. Si vogliamo prendere, diciamo, un po' di tempo per capire la situazione. Dobbiamo verificare anche in autunno, vedremo anche se avremo, come dire, possiamo verificare dei risultati. Certo, ecco. questo è importante. Io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, il tempo vola. Noi speriamo di avervi semplificato, grazie al supporto dei segretari dello SPI CGIL, in modo più chiaro possibile la situazione, che ci rendiamo conto comunque poi operativamente risulta essere complessa. Vi daremo un aggiornamento presto, naturalmente sempre con la presenza del sindacato, delle varie evoluzioni che ci sono nei vari ambiti e settori, e dedicheremo un capitolo, lo dobbiamo fare, alla non autosufficienza e alle case di riposo. Lo sappiamo, è un'altra questione estremamente urgente e ci sono molte persone in difficoltà che hanno bisogno di capire verso dove si sta andando. Questo richiederà un'altra parentesi a sé stante. Vi ringraziamo di aver partecipato, grazie a voi di averci seguito, ci vediamo domani. Grazie. Buona giornata.